Stringi i denti, resisti e conquisti, devono farlo a tutti i costi San Giorgio Piana e Accademia Trapani, distanziate tra loro da 11 punti, con obiettivi diversi che però richiedono uno sforzo per poter essere raggiunti. I rossoneri sono a un passo dalla zona playoff, ma la stessa distanza li divide dalla possibile angoscia playout e ogni passo falso può trasformarsi in un incubo. I neroverdi invece navigano a vista in zona playout con un netto vantaggio sull'ultimo posto, che significa retrocessione diretta, ma con gli stessi punti che li distanziano dalla salvezza matematica. Serve vincere per piazzarsi il meglio possibile per il prolungamento della stagione. Non resta che stringere i denti. Amici di Sportisili, da parte di Luca Buccieri, buon pomeriggio e benvenuti allo stadio comunale Antonio Licauli di Piana degli Albanesi. Questa è San Giorgio Piana Accademia Trapani, gara valida per la 20ª giornata del campionato di eccellenza siciliana, girone A. Vedete le squadre in campo agli ordini del direttore di gara Kevin Butera della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, coadiuvato dagli assistenti Barone e Pagliarello di Marsala. Quinta giornata di ritorno tra San Giorgio Piana e Accademia Trapani, che si sono incontrate ovviamente all'andata lo scorso 12 ottobre con il successo dell'Accademia Trapani in rimonta con il gol di quello che oggi sarebbe l'ex ma non è presente in campo, ovvero Secan. Andiamo però subito a vedere le formazioni che scenderanno oggi in campo, gli uomini scelti da mister Boncore e da mister Tarantino, entrambi con un 3-5-2, partendo dal Piana con Lamin in porta, Mulè, Yammè, Gaglio, i tre di difesa, Barbara, Cacicia, Diacate, Passero e Sannasardo a centrocampo, Amaya e Martinez in avanti. Risponde l'Accademia Trapani con il 3-5-2, come detto, di mister Tarantino, con i Ruste in porta, i tre di difesa Puleo, Lamin e Gambicchia, a centrocampo Agnello e Cammareri esterni. Intanto fischia il direttore di gara, parte la partita con Idrissù subito in possesso del pallone. Catalano che scambia con Oddo, si va da Capitan Lupo, ancora a cercare Idrissù, il pallone controllato dal Piano, ancora Lupo. Lamin va avanti, il pallone facile preda di Sisè, dicevamo a centrocampo per l'Accademia Trapani. Intanto attenzione, azione offensiva con il pallone che va dalle parti di Amaya, riesce Rusta a farla sua. Appena avremo l'occasione di leggere la formazione dell'Accademia Trapani vi daremo ovviamente conto dei giocatori in campo. Pallone ancora a centrocampo che va verso Idrissù, che può correre verso la porta di Sisè, cioè fuori gioco. Si salva in questo caso la difesa del San Giorgio. Dicevamo, i tre di difesa dell'Accademia sono Puleo, Lamin e Gambicchia, poi Agnello, Catalano, Lupo, Oddo e Cammareri a centrocampo, Idrissù e Ficarotta in avanti. Pallone di Mulè, ancora a giocare a cercare Sannasardo, pallone che termina in rimessa laterale. Vedete il Piana in tenuta total black, mentre l'Accademia Trapani in bianco. Pallone difeso bene da Diacate, si alza il campanile con Gaio che interviene di testa. Lupo non riesce a tenerla neanche Martinez. Poi il pallone per il San Giorgio con Diacate che la tiene. Diacate, pallone a cercare Passero che non riesce a tenerla. E dunque si salva in questo caso
l'Accademia Trapani con la rimessa dal fondo affidata a Di Rusta. Può giocare Lamin. Ficarotta, va giù Idrissù con scontro con Gaio, i due discutono, c'è vicino il direttore di gara che spegne subito la discussione, anche Lupo a parlare con Gaio, intanto si batte subito ma non si può, dunque si deve riprendere. Lascia Martinez, vieni! Martinez! Lupo sul pallone. Si può giocare. Allora, Ficarrotta cerca il movimento di Cammareri, interviene e riesce a far la sua Sanna Sardo. Oddo prova a infastidirlo, allora allontana senza fronzoli Mulè. Pallone che termina fuori, non per la terna arbitrale, si continua con Diakate che va da Yamme, allarga a cercare il movimento di Barbara, si torna sempre da Yamme che vede Lamin vicino, calcia a cercare il movimento in attacco dei suoi con Amaya che non riesce a trattenerla. Pallone che va ancora in possesso della difesa dell'Accademia Trapani, qua fallo di Amaya. Vedete che il campo non è proprio in condizioni ottimali, piove tanto, tante pozzanghere che possono essere ostacoli per entrambe le compagini. Qua, come avete visto, Puleo prova la giocata verso Lamin, il pallone è stato frenato da una pozzanghera, poi pallone che termina in rimessa laterale che sarà affidata a Mulè. Possesso dell'estremo difensore del San Giorgio Piana, interviene Cammareri, pallone che Mulè cerca di controllare in difesa su Ficarrotta, termina in rimessa. San Giorgio reduce dal successo di rigore contro il Castellammare la scorsa settimana, Accademia Trapani che invece ha un po' di amaro in bocca per la sconfitta maturata contro la Partinica Audace 2-1, seppur con messaggi positivi per la squadra di mister Tarantino che fino al 90° vinceva 1-0, poi Partinica Audace che nel recupero è riuscita a ribaltarla e a vincerla. Può ripartire in qualche modo l'Accademia, fermata in maniera superba da Barbara. Sisè, pallone ancora a cercare il movimento di Passero. Idrissù non riesce a metterla giù, Diakate la fa sua, allora Barbara va a lungo a cercare ancora il movimento di Amaya. Puleo riesce a tenerla, ancora Puleo gioca con Agnello, va giù, calcio di punizione. 8 sul cronometro, 0-0, squadre che ovviamente si studiano il campo che, come detto, può essere insidioso. Ficarrotta sempre decisivo dal suo arrivo in maglia Accademia, allora può Barbara cercare il movimento di Amaya, in qualche modo Martinez prova a metterla giù, non ci riesce, poi attenzione, Gaio
chiede ai suoi di fermarsi perché Luca Ficarrotta ha qualche problema e va addirittura anche a confronto con il direttore di gara Butera. C'era stato forse un contatto non segnalato dal direttore di gara su Ficarrotta, che si tocca la gamba sinistra e rimessa laterale per l'Accademia, che ovviamente andrà a ridare il pallone al San Giorgio, ed è proprio Idrissou, uomo recuperato in settimana da mister Tarantino, a ridare il pallone al San Giorgio con Sisè, che si complica un attimo la vita, però fortunatamente Yammer riesce a intervenire. Idrissou lo pressa, Diakate è vicino. Amaya deve difendere col fisico su Lamin e allora si cerca dall'altro lato Sannasardo, che riesce a metterla giù. Sannasardo prova a crossare, riesce Lupo a mettere i piedi e a farla sua. Ora lo stesso Sannasardo va a pressare il numero 4, qualche spinta, e il direttore di gara che fischia la punizione. Riesce a ottenere il massimo risultato Lupo in questo caso. Si era andato a chiudere sul corner. Sannasardo, per cercare di prendere il pallone, non poteva far altro che spingere Lupo, e allora punizione affidata a Di Rusta. Calcio a lungo a cercare Idrissou. Diakate, non in maniera gentile, lo mette giù. Poi attenzione Passero, che viene ostacolato dalla pozzanghera, l'avevamo detto, e sarà probabilmente il leitmotiv della partita. Le pozzanghere che sono ben visibili qui sulla fascia sinistra. Può giocare Puleo. Lamin chiuso da Amaya, allora Puleo deve da Ficarrotta. Puleo, Ficarrotta, Barbara lo infastidisce, riesce a prendere il pallone, che è preda di Amaya, che subisce, a prendere il pallone, che è preda di Amaya, che subisce il fallo di Ioddo. Ale, sereno, Ale! Diakate si confronta con Yamme e allora si può andare da Amaya. Oddo prova a infastidirlo, allora si va da Capitan Gaio, si allarga da Moulet, che può salire, palla al piede, c'è vicino Sannasardo. Moulet va da solo, poi cede proprio a Sannasardo. Martinez, Sannasardo può calciare e c'è la rete del vantaggio all'11° minuto. Il gol con il numero 10 Sannasardo, che la sblocca. Un rasoterra velenosissimo per Irusta, che non riesce a intervenire, ed è 1-0 per il San Giorgio Piana. L'avevamo detto, era questione di minuti, di studio tra le due squadre, e a uscire subito fuori ci ha pensato il San Giorgio Piana col gol di Sannasardo. 1-0. Hai fatto benissimo, calma, lascio parlare, tranquillo. Deve ricostruire tutto l'Accademia Trapani, con Moulet in questo caso, che calcia senza pensarci su due volte su Oddo, e allora Lamin che deve allontanare. Pallone che rimbalza, Lamin la fa sua, l'allontana dove c'è Diakate. Allora Cammareri la può giocare, a cercare Idrissou con il liscio di Diakate, che aiuta il 9 ad entrare in possesso del pallone. Poi qui Agnello viene ostacolato e Puleo riesce a saltare Barbara. Poi il pallone sì, che termina fuori. Lo vedete inquadrato l'assistente, che ha alzato la bandierina, sicuro ovviamente della sua decisione. Allora Yamme, che può giocare con una rimessa che sarà sicuramente lunga, anche se guarda indietro la Capitan Gaio.
Amaya prova a difendere di fisico, Agnello lo colpisce, resta giù il 9 decisivo a Castellammare col suo rigore che ha regalato l'1-0 al San Giorgio Piana. Si chiariscono Agnello e Amaya. E allora, di nuovo Iam sul pallone, può andare lungo. Cerca un cenno da Amaya che si avvicina, la riceve, difende ancora su Agnello, c'è anche Catalano, va giù e attenzione perché qui c'è il giallo per Agnello che dovrà giocare praticamente il resto del match con una spada di Damocle sulla testa, il giallo al 14° minuto per il quinto di sinistra della compagine allenata da mister Tarantino, oggi squalificato, come sono squalificati anche due tasselli importantissimi della sua formazione, Raboschi e Campanella. Raboschi che col suo fisico è molto importante per la difesa dell'Accademia Trapani, che nelle scorse settimane ha perso poi anche un altro tassello importantissimo come Ferotti. L'Accademia che si è rinforzata e non poco con gli arrivi di Luca Ficarrotta e Vito Lupo oggi in campo. Sanna Sardo sul pallone, guarda il movimento dei suoi a cercare di Diakate, Irusta che subisce fallo tra Diakate e Oddo che hanno cercato di prendere il pallone, forse Diakate un po' troppo veemente nell'intervento, e calcio di punizione fischiato da Butera. Si gioca con Oddo che non riesce a tenere il pallone. Lamin in rimessa laterale, ha smesso di piovere con forza, c'è ancora una pioggerellina fastidiosa per i giocatori in campo. Prima del match si è provveduto ovviamente a cercare di drenare quanto più possibile il campo, qualche pozzanghera però purtroppo rimane e questa pioggia non aiuta di certo a far asciugare il campo. Palla in rimessa al fondo per Irusta con Lamin e Puleo che restano vicini. Dall'altro lato c'è Gambicchia. Allora si andrà lungo. Irusta a cercare Idrissù che non salta ma comunque riesce di testa a giocarla, però il pallone non viene sfruttato dai suoi compagni e quindi rimessa laterale per il San Giorgio. Abbiamo forse parlato un po' troppo perché ora sì che piove, però i nuvoloni presenti sopra il Licauli di certo non suggeriscono altro. Martinez prova a prendere il pallone, riesce Lamin a tenerla per la rimessa al fondo. Gambicchia, pallone a cercare il solito Idrissù, salta Diakate, la fa sua, poi pallone che resta in zona centrocampo con Passero che la gioca per Barbara di Suola, guarda il movimento dei suoi, c'è Passero che riesce a passare, lo raddoppiano con Puleo che riesce a far toccare per ultimo il pallone proprio al numero 4 del San Giorgio ed è rimessa affidata al solito Puleo che va lunghissimo, dove però c'è soltanto Diakate e allora Amaya che può correre ma senza alcun problema Cammareri la tiene. Puleo
anzi scusate, Lupo. Sannasardo. Lamin deve stare in movimento sempre. Ancora il pallone Ah, a dai, cercare che fallo è, dai. Idrissou, che riesce a tenere il fisico subendo fallo. Calcio di punizione quando sul cronometro sono passati 18 minuti. San Giorgio Piana avanti grazie al gol siglato da Sannasardo. Lupo sul pallone a cercare Cammareri, riesce a intervenire Ficarrotta, poi il pallone che torna in zona Lupo, che però non riesce ad arrivarci, ed è rimessa laterale, quindi per il Piana, che ha l'occasione in rimessa di guadagnare centimetri e anche metri, direi, anzi, per rendersi pericolosi in zona offensiva. Non stare fermo, Lamin, muoviti sempre. Pallone a cercare nuovamente Idrissou, la cicca a Gaio, Moulin non riesce ad aiutarlo, Ficarrotta vede il movimento di Catalano che prova a metterla giù di testa, il pallone ancora a cercare Idrissou che si aggancia con Moulin, non c'è nulla, rimessa laterale per l'Accademia. Scusate per l'intermezzo. Ancora il pallone a cercare Sannasardo, attenzione a Maia che ha l'occasione di correre, il pallone rimbalza e scappa via. Va bene, bene. Si può giocare allora. Il pallone in rimessa con Martinez che non riesce nel controllo, allora il pallone che ritorna in possesso dell'11. Oddo prova la giocata, pallone per Idrissou, Gaio non riesce a intervenire, non interviene neanche Cacicia. Idrissou, si torna da Ficarrotta, Lupo e Cammareri riescono in qualche modo a riprendere il pallone. Idrissou, il capitano Gaio che calcia via, Lupo, la palla scappa. Bravo Diaca! Va bene, fai. Ora Diaca, dai Diaca! Di più Diaca, dai! Puleo, il pallone Oh, con Agnello che spinge, Oh, ma che cazzo? Oh! rimessa 11. laterale. Dai calma, oh! Fatti cazzi tuoi, pensa a giocare! Pensa a giocare, Lamin. coglione! Pensa a giocare! Ma che cazzo di Il problemi pallone. hai? Oh! Ancora in possesso del San Giorgio. Attenzione. Ficarrotta con la mano, punizione. 11, pensa a giocare, fatti il tuo e pensa a giocare, un fenomeno, e gioca, Lamin non sul parlare pallone. più, già stai parlando assai, oh, pensa a giocare anziché a parlare, 11, pensa a giocare, gioca, che stai parlando 21 sul assai già, cronometro. oh, Sissei può cercare ovviamente il movimento lungo dei suoi. Riesce Puleo a intervenire sul pallone. Amaya a cercare Passero, la può mettere al centro, non arriva nessuno, poi Sannasardo, rimessa dal fondo, no, calcio d'angolo con deviazione. Batte veloce Amaya può calciare, Lamin capisce tutto e allontana. Rimessa laterale per il Piana. Diakate
Martinez prova a metterla giù, palla che scappa via, poi va giù Martinez, non c'è nulla per il direttore di gara, contatto dubbio in area di rigore, 11 che zoppica, subito ovviamente il colpo, rimessa laterale per Sisè che prova ad andare lungo a cercare Sannasardo, Mulè, pallone che arriva in zona lupo, chiedono il fallo di mano quelli del Piana con il direttore di gara che però era di spalle, riesce in questo caso a difendere il pallone a maglia, rimessa laterale affidata alle mani di Yamme. Yamme a cercare Barbara che riceve il pallone dopo il velo di Passero, rimessa laterale affidata al 7, vede il movimento di Diakate, lo serve ancora Passero, prova a metterla al centro dove c'è Martinez, arriva Irusta che la calcia a cercare il movimento di Ficarrotta, Sannasardo in qualche modo, poi si arriva da Cammarelli, allora Ficarrotta sfida Mulè, arriva nel raddoppio Sannasardo, Ficarrotta può cercare di metterla al centro, deve tornare indietro da Cammareri, poi il pallone messo in mezzo dove non può arrivare Idrissù e allontana Capitano e Gaio, Puleo mette giù, prova ad accelerare verso Idrissù che con un gioco di gambe riesce a saltare momentaneamente Yamme, poi pallone che arriva a Sisè e Passero che riesce a tenerla, Puleo sbaglia qua il controllo, c'è fortunatamente Lamin, poi pallone in avanti a cercare nuovamente Passero, corre Lamin che cerca di difendere la rimessa al fondo, ci riesce e pallone che andrà dunque ad Irusta. Irusta cede a Puleo, c'è vicino Agnello che come vedete prova a salire per dare possibilità di gioco in più all'Accademia, ma Yamme capisce e chiude. Qui Amaya non riesce a tenere posizione e pallone per l'Accademia con Lupo che avanza, deve ovviamente stare attento alle pozzanghere, va giù Lupo, fallo di Amaya. Lupo calcia avanti a cercare Cammareri, di testa interviene Sannasardo, Gambicchia, non riesce Ficarrotta a intervenire, però c'è Catalano che allarga a sinistra da Puleo, Passero prova a infastidirlo, il pallone per Diakate che calcia in avanti, deve correre Lamin per arrivare prima di Martinez, non prende rischi, rimessa laterale, Martinez sul pallone, piove e tanto qui appena degli albanesi, fa anche parecchio freddo nonostante i tanti uomini in manica corta in campo, fidatevi, fa parecchio freddo. Pallone messo da Yamme al centro dove non c'è nessuno e dunque azione offensiva sprecata per il San Giorgio e Accademia Trapani che può tirare un sospiro di sollievo. Ma non vediamo mica. Irusta, bravo Diakate e anche bravo Lupo, qua Idrissù prova in qualche modo a giocarla, Oddo prova a calciare in avanti a cercare Ficarrotta, riesce a metterla giù Barbara e ancora Lamin con Puleo, il pallone di Catalano, Barbara, pallone frenato ma riesce Martinez a intervenire e allora calcia via Yamme, poi il movimento di Ficarrotta, il pallone che frena, interviene in qualche modo, no, Sisè che riesce a mantenere ovviamente la rimessa al fondo.
Rimessa dal fondo di Sisè per Yammè, pressato da Idrissou, cercare il movimento di Martinez, anzi di Amaya, scusate, Passero, Amaya, ancora Passero, scambiare col numero 9, finta su Catalano, ancora Passero, si torna nuovamente da Amaya che alza la testa, vede Diakate che trova il movimento di Passero, Barbara sulla fascia, messa al centro, a metà strada tra Sanna Sardo e Cacicia. Non interviene nessuno dei due e allora può ripartire l'Accademia Trapani. Cammareri a cercare Ficarrotta, spallata con Yamme, non c'è nulla, allora Diakate può giocarla da Passero, Barbara da Gaglio, Idrissou prova a pressare la difesa del San Giorgio che comunque esce con Moulet, agnello di testa, pallone che torna sempre nelle zone di Diakate dal play del San Giorgio che riesce a trovare Amaya, Catalano lo spinge, trova Barbara, ancora Barbara che va giù sul fallo di Puleo, calcio di punizione. Occasione importante su punizione da destra per il San Giorgio, dovrà cercare in qualche modo l'Accademia di difendersi. Sul pallone ci sono Sanna Sardo e Barbara, prova ovviamente Lupo a prendere tempo per far piazzare la barriera al direttore di gara Butera. Calcio di punizione con Sanna Sardo e Barbara che discutono sul da farsi. Vedremo quale sarà la decisione dei due. Corto con Sanna Sardo che rialza per Barbara, il pallone rimane lì, ancora Barbara che prova la giocata, Ficarrotta riesce a prenderla e poi il direttore di gara che fischia. Irusta sul pallone, gioca da Puleo che deve giocare anche contro la Pozzanghera. Lamin, Ficarrotta la fa rimbalzare e allora rende vita facile a Yamme. Passero non la tiene, rimessa laterale per l'Accademia. Va bene, stai lì, concentrati, buona. Puleo prova la giocata a cercare Idrissou, riesce a intervenire Passero, pallone ancora messo per Lupo che subisce il colpo di Amaya. È giallo! Entrambi È giallo al contrario! sia Amaya che Lupo. Si accende il capannello. Butera col cartellino giallo in mano. Fabio, non parlare! Oh signore, ma è lui, signore! Che decide di ammonire Amaya per l'intervento su Lupo. Fabio! Lasciali parlare, oh! Bianca, dai, oh! Arbitro, hai visto al contrario, arbitro! Si rialza Lupo che ha da discutere anche con Capitan Gaglio. Fabio, gioca, dai! Qui vedete invece Cammareri discutere con Amaya. 2 ammoniti per parte.
anzi scusate, 2 ammoniti totali, quindi 1 per parte. Agnello nell'Accademia Trapani e Vito! ora Amaya per il San Giorgio. Lo stesso Lupo andrà sul pallone. Fede, dai! Tranquillo! Enzo! Lupo calcia in avanti a cercare Agnello che non riesce a intervenire. Martinez subisce qui fallo Sannasardo, calcio di punizione con il direttore di gara che era proprio lì a 2 passi. Diakate può far ripartire il gioco. Gaio a cercare il movimento di Caciccia, poi Diakate calcia via, pallone che rimbalza e può essere insidioso per il Russa che però la fa sua. Basta! Calcia in avanti il numero 1 dell'Accademia, il pallone che arriva nella zona tra Diakate e Passero, interviene il numero 6. Il pallone che resta lì, prova Martinez in qualche modo a intervenire, ostacolato da Gambicchia, il pallone che arriva a Di Rusta. Calcia avanti il numero 1 dell'Accademia a cercare Idrissou che riesce ad avere la meglio su Moulet subendo un colpo dal numero 3. Calcio di punizione, Idrissou che va giù. Idrissou, come detto, tornato disponibile dopo il match, dopo il forfait nel match contro il Misilmeri che era fermato durante il riscaldamento. Ficarrotta sul pallone. Ficarrotta, guarda un attimo il movimento dei suoi. Ci sono Gambicchia, Puleo, Lamin, Idrissou, tutti al centro. Pallone messo a cercare proprio Idrissou che interviene di testa. Il pallone deviato da un difensore del San Giorgio nella mischia ed è dunque calcio d'angolo per l'Accademia che rimane in zona offensiva con il pallone sempre affidato ai piedi di Luca Ficarrotta. Oh, Peppe, basta! E giocate cazzo! E giocate cazzo! E gioca cazzo! Ficarrotta basta! può metterla al centro a cercare Idrissou. Lascia! Il Peppe, pallone si spegne sul fondo. eh? Si salva in questa occasione il San Giorgio con sia la punizione che l'angolo battuto dal sinistro di Ficarrotta. Piede elegante del numero 10 dell'Accademia che ha un curriculum di tutto rispetto sia per la categoria che per categorie superiori. Rimessa dal fondo con Sisè sul pallone richiamato dal direttore di gara a cercare il movimento di Amaya, riesce in qualche modo ad allontanare la difesa dell'Accademia con Catalano che va da Cammareri a cercare nuovamente il movimento di Idrissou che era molto distante, poi qua Gaio, e questo è l'esempio lampante di come il campo oggi può essere nemico per i 22 in campo. Pallone che si è fermato sulla pozzanghera. Diakate, il pallone resta là. Oddo interviene duro, poi la pozzanghera lo frena. Cammareri, ancora Oddo e c'è calcio di punizione per l'intervento su Diakate e si accende un attimo la partita con Capitan Gaio che chiede al direttore di gara di fischiare determinati interventi. Moulet, lo potete vedere, rimane a terra. L'intervento di Oddo è stato scomposto in ritardo. Resta giù Moulet che insieme a Martinez in settimana è stato a Catanzaro con la rappresentativa Under 19. Fabio, fa! Intervento medico per cercare di soccorrere Martinez.
Vedete Martinez, cioè scusate, Mulè giù. Ficarrotta parla con Capitan Gaio e con il direttore di gara. Vedremo ovviamente quali saranno le conseguenze per Mulè. (39 sul cronometro), 6 minuti al termine di questa prima frazione decisa fin qui dal gol di Sanna Sardo. Si rialza Mulè e allora può riprendere il gioco con la punizione affidata a Sisè. Calciata in avanti, cercare Barbara, riesce a intervenire Agnello, poi Yamme subisce il fallo di Drissù, calcio di punizione. Yamme sul pallone a cercare Amaya, che riesce a metterla giù, aiutato anche dalla Pozzanghera. Barbara sfida Catalano, ancora Barbara, la mette al centro Puleo, prova ad allontanare come può Idrissù, cerca di metterla giù, Catalano non riesce a tenerla dentro e allora è ancora rimessa per il San Giorgio, che può rimanere in zona offensiva con la rimessa laterale che andrà a cercare uno tra Passero e Barbara. Probabilmente si avvicina proprio Barbara. Passero di testa non riesce a intervenire, allora Agnello che allontana, pallone che rimbalza e arriva nelle zone di Capitan Gaio, che indietreggia e prende tempo. Si torna dall'estremo difensore del San Giorgio, pallone calciato in avanti a cercare il solito Amaya, interviene Agnello di testa, Passero da Barbara, ancora verso Amaya, Pozzanghera che frena la giocata, Oddo, ancora Oddo, la tiene, prova ad allontanarsi, palla al piede, Diakate non riesce a intervenire in scivolate, allora Accademia che può salire, qua il Drissù cerca il filtrante per Oddo e poi lo stesso il Drissù fa fallo nuovamente su Yamme. Buona, bene, grande, bene! Rinnova il duello tra il difensore del San Giorgio e l'attaccante dell'Accademia. Buona, così va bene! Calcio di punizione. Buona fa, buona! Yamme attende il fischio del direttore di gara, arriva il pallone a cercare Amaya, Passero, pallone in area di rigore che in qualche modo viene contenuto dalla difesa dell'Accademia, poi attenzione, la palla che resta lì, Diakate cerca il movimento di Caciccia, si salva l'Accademia, era buona l'idea, non l'esecuzione per il San Giorgio. Palla per Sisè che si affida a Yamme, che prende ovviamente campo, poi qua sbaglia con Barbara che non aveva capito la giocata, Catalano riesce a farla sua, però poi si ritorna fortunatamente dall'estremo difensore, allora Maia prova a metterla giù, c'è Sanna Sardo vicino, cerca la giocata verso Martinez, Irusta si accartoccia e la fa sua. Linea difensiva dell'Accademia che chiedeva all'assistente di Butera di alzare la bandierina per un fuorigioco di Martinez. Non è di questo avviso il guardaline. E allora Mulè, che si è ripreso, può rimettere in gioco con Oddo che interviene di testa, Gaio calcia senza pensarci, pallone che si spegne sul fondo. 42 sul cronometro, pochi minuti e sapremo l'entità del recupero con Irusta che cerca di accelerare ovviamente la ripresa di gioco, poi non vuole giocarla corta e andrà a lungo, indicando a Lamin, Puleo e Gambicchia di allontanarsi. Il pallone a cercare Catalano con Passero che interviene, allora Lamin prova a cercare il movimento di Drissù avanti, c'è Gaio che riesce a chiudere, poi qua Diakate e Passero riescono a tenerla, Barbara, Passero riesce a intervenire, non trova il rimpallo
di Passero. Rimessa laterale con Butera che si confronta con la panchina del San Giorgio dell'Accademia, scusate, che voleva la rimessa laterale. Diamme lunga a cercare Amaya, Agnello riesce a intervenire, Oddo qua la cicca, pallone a cercare Ficarrotta con il Diacate che allontana, allora Irusta che non riesce a intervenire, c'è rimessa dal fondo. Mister Boncore che voleva l'angolo, non di questo avviso Butera. Oddo a cercare Idrissù, Passero, pallone che resta ancora a centrocampo con Cammareri. Oddo, Passero mette una pezza e allora si va da Sannasardo. L'ultimo tocco è di Lupo, rimessa laterale. Si torna indietro da Capitan Gaglio, caccia in avanti con Puleo di testa che riesce ad anticipare Amaya. Diacate, Mule, intanto resta giù Caciccia, ferma un attimo il gioco il direttore di gara per sincerarsi delle condizioni del numero 8 che ha subito un colpo alla testa. Rimessa laterale che l'Accademia riconsegna al San Giorgio sportivamente, tra gli applausi del pubblico presente qui all'Icaudi, pochi ma coraggiosi a sfidare acqua e freddo. Caciccia prova nuovamente a intervenire, Diacate calcia con una svirgolata, Agnello non riesce a metterla giù, ridà il pallone al San Giorgio con Passero che prova la giocata per Barbara. Buona! Poteva in qualche modo la Pozzanghera aiutare il passaggio forte di Passero, però in questo caso invece il campo ha giocato il ruolo inverso, ovvero ha fatto scappare via la sfera. Qui il pallone che arriva dalle parti di Agnello che riesce a contenere l'azione offensiva del San Giorgio ottenendo la punizione. E allora Lupo che gioca con Puleo, scambiano i due, fanno correre a vuoto Amaya, si va da Gambicchia, pallone a cercare uno tra Ficarrotta e Idrissù, non c'è nessuno dei due, poi il pallone qua che si frena andando nella zona di Sisè. Poi Gaio, attenzione, con il pallone che va verso Sisè che può prenderla con le mani. E calcia l'estremo difensore del San Giorgio, ancora giù un giocatore del Piano, c'è calcio di punizione con il Lupo che riesce a ottenere fallo su Passero, scontro tra numeri 4. Irregolare l'intervento di Passero e allora Lupo che si affida alla giocata per Gambicchia che però sbaglia e regala la rimessa per il San Giorgio. Siamo in pieno recupero, non abbiamo visto quanto indicato dal direttore di gara. Rimessa laterale, Cammareri, Diacate da Martinez, Lamin salta, pallone che arriva in zona Puleo che prova ad allontanare, rimessa laterale per il San Giorgio. Ultimi istanti di gioco di questa prima frazione condizionata dalla pioggia, ora non piove più, lo vedete, però il campo dà un po' l'immagine di quello che è stato e soprattutto di quello che sarà il match con le insidie delle pozzanghere. Moulet può andare lungo con una touche a cercare Sannasardo, Gambicchia interviene, Idrissù prova a metterla giù, va giù lui, calcio di punizione, può battere subito Cammareri, Sannasardo è vicino e mette pallone in rimessa laterale. Volevano in qualche modo provocare il giallo
gli uomini dell'Accademia. Poi Barbara, bravo qui a metterci la testa. Non c'è più tempo per questa prima frazione, si va al riposo a prendere un meritato tè caldo. San Giorgio Piana avanti 1-0 grazie al gol di Sanna Sardo. Ci fermiamo anche noi per qualche istante, ritorneremo per il secondo tempo. Pietro Infantino torna sulla panchina del Castrum Favara dopo il breve periodo di mister Terranova al suo posto ed è subito probante l'impegno al ritorno alla guida dei giallo-blu favaresi, che dovranno vedersela allo stadio Bruccoleri contro una Nissa che a sua volta ha bisogno di tornare a vincere dopo i passi falsi contro Regina e Gelbison. Ciccio Di Gaetano schiera la sua classica formazione a trazione anteriore, ma parte forte la compagine di casa con questo calcio di punizione battuto da Tripicchio. Varela viene anticipato in calcio d'angolo. Poi si porta in avanti con Napolitano la Nissa con questa sgroppata sulla sinistra che viene in qualche modo ostacolata anche da Ecegoyen, e poi la palla arriva comunque in mezzo. C'è la girata di Kragl respinta con la schiena da Demin con la minaccia che viene sventata. Poi ottimo pressing ai danni di Megna da parte di Varela, la palla rimane sul lato di sinistra con questo pallone che poi viene messo in mezzo, la respinta sulla conclusione a botta sicura da parte di Piazza. È una partita viva e divertente, si gioca in attacco da una parte e dall'altra, questa volta Kragl col destro, traiettoria velenosa che però si spegne ben lontano dai pali difesi da Lauritano. Poi prova a mettersi in propria lagna che va a calciare sul primo palo, la palla colpisce l'esterno della rete, poi dall'altra parte anche Varela ci prova con il destro, conclusione dai 20 metri che sorvola la traversa. È un Castrum Favara comunque vivo e vibrante che ci prova con questa conclusione da parte di Demin, bloccata a terra da Castelnuovo. Dall'altra parte Nissa con il cross dalla destra, il colpo di testa di Alagna che non riesce ad indirizzare verso i pali. L'attacco però rimane vivo con la Nissa che prosegue con la sua offensiva con Terranova, il quale prova a passare al centro, viene fermato, si continua per il vantaggio e allora conclusione dalla distanza di Marco Palermo che sorvola la traversa. Le immagini passano al secondo tempo con questo attacco da parte di Terranova, il servizio al centro per Palermo che deve inseguire la sfera, però piazzarla di giustezza col sinistro ma non inquadra i pali. Insiste la Nissa con il primo tentativo col mancino di Olli Kragl. L'esito lo avete visto tutti e non è all'altezza delle qualità del tedesco. Dall'altra parte prova a mettersi in proprio Piazza, conclusione velenosa a giro col destro, Castelnuovo la mette in calcio d'angolo, poi calcio di punizione di Tripicchio con la palla che sorvola la traversa. Insiste il Castrum Favara con questo schema un po' nato dal nulla, dal calcio di punizione con Tripicchio che riesce ad armare il piede di Piazza, il quale va a calciare col sinistro, c'è la respinta, poi tiro dal cuore dell'area di Ferrante, respinge con i piedi alla grande Castelnuovo e la parata che tiene in piedi la Nissa, che poi ci prova con questo tentativo dalla distanza di Terranova che sorvola la traversa. Poi dall'altra parte Castrum Favara ancora pericoloso con la grandissima giocata di Varela, la palla passa dal centro, non riesce a controllarla Privitera e questo è un errore che pesa, perché dall'altra parte torna a farsi vedere la Nissa con Ruotolo, giocatona da parte del numero 10 ad armare il sinistro di De Felice, è entrato alla panchina, non c'entra i pali, poi ancora Ruotolo che si mette la squadra sulle spalle, gran giocata sulla sinistra, altro pallone messo in mezzo, la girata di Provenzano che viene lisciata volontariamente da un compagno perché è in fuorigioco, segna la Nissa all'ultimo istante e la vince con la rete di uno degli ultimi arrivati, il classe 91, che realizza un gol fondamentale. La Nissa che torna a vincere e si riavvicina alle primissime posizioni della classifica. Non riparte bene Infantino a Favara. Da Sportisir è tutto. Alla prossima. Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili e benvenuti qui dal Guido Di Marco di Cammarata, benvenuti ai piedi della montagna per Camarat contro Cus Palermo. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Insiste, prova a mettere il mancino al centro, arriva Russo, ancora il numero 11 Russo, prepara il destro, Dolenti, Pierce, il velo di Pierce a favorire l'ingresso di Ferreira Guerrero, si presenta così il 100metrista portoghese che fa rampa a gol. Finale con Visconti, ma occhio Maurè può andare al centro, Dolenti
Baio di prima a cercare Guadalupo, non è male come idea, ancora Guadalupo, il tacco a cercare Pierce, che magia di Guadalupo, e segna Pierce. A Baio, vicino Pierce, ma Baio vuole andare da Guerrero che se ne va, Guerrero anticipato qui all'uscita di Cimmino. Per via centrali il 26, ma non è che passa, è buono per Guerrero, l'ha presa in qualche modo qui Cimmino, la camiseta bianco-azzurra, non è che arriva adesso al centro, a vuoto Cimmino, traversa piena di Cracchiolo e poi ringrazia Cimmino perché il pallone gli ritorna. Da centro Boa per Pierce, c'è Guadalupo che mette il pallone al centro, Pierce spunta, ancora Pierce, lascia lì a Ledesma, cosa si è mangiato qui Matteo Ledesma? Vediamo ovviamente la parte finale, l'azione molto bella, qua riprende palla Osvaldo, può andare quindi lui, Osvaldo contro il portiere, Osvaldo lo salta e deposita il gol, Facundo Osvaldo! Mirabelli, Pierce scappa alle spalle della difesa, Pierce stava per far cadere giù lo stadio qui Nacho Pierce, pallone entrante in aria, atterrato qui Colombo, si prende il calcio di rigore, va Colombo, buca le mani a Dolenti e trova la rete del 3-1. Testa, la prende Alaimo, ancora Colombo, in velocità, Caminita, in aria, Caminita, bloccato da Dolenti, o può andare Cus al campo aperto, la formazione di mister Zappamigna con la corsa di Russo che se ne va, Russo mette il pallone al centro, Dolenti, qua, occhio, Pierce arriva, poi il tacco qua di Ledesma, palla per Pierce in aria, Pierce che è in fuori gioco e con il Camarat con Danna che si propone bene lanciando per Pierce, ancora Danna di prima, grande giocata per Cuffaro che insiste in aria, Cuffaro al centro, 5-1 mancato qua da parte del Camarat, incredibile errore in aria piccola da parte di Osvaldo. Montelepre lo sbaglia, adesso Russo, Traoré, Dolenti la fa sua, il tocco di Cracchiolo che poi riprende palla, Cracchiolo in aria, non serve Pierce, c'è Danna al limite, non tira e poi ancora Cuffaro, si accentra Cuffaro in aria, serpentina, calcio d'angolo, ma la palla va al centro dove c'è Pierce, ancora buona, bloccato in maniera regolare, adesso va lontano il Camarat a cercare Pierce che di testa crea una traccia per Osvaldo davanti al portiere, Osvaldo 5-1, scavetto e doppietta per Osvaldo. Occhio a Conè che può ripartire perché qua c'è stata una falla nella fascia mancina del Camarat, può andare Conè, ancora il 15, Conè, doppio passo, Conè fatto impazzire lì la difesa avversaria. Pierce ancora, Pierce stenza, guarda la porta, Pierce colpisce molto male e questo è l'ultimo brivido. Camarat vince e convince, 5-1 al Cus che ci ha provato con i suoi giovanissimi. Interviene Antona e spazza il pallone, Lucera punto all'uomo, Lucera entra in area di rigore, il tiro Raimondo Lucera con il sinistro, grandissimo gol da parte di Lucera, spettacolo alla cognata, poi Ovosu lancia in avanti a cercare Giorgio Stassi che stoppa un gran pallone, poi prova direttamente la conclusione per pochissimo. La nostra bella Sicilia, intanto Stassi va solo in contropiede, è libero Vega, Stassi fa tutto da solo, Stassi, la conclusione ribattuta e qui evita, anzi no, lì la nuova Posu davanti a cercare il muratore, anzi Licata, il pallone che spazza sul palo
di testa! Sempre lui, Colli! Il raddoppio delle Gemini quando siamo al 45esimo minuto di gioco. Finisce fuori da Stassi, poi Colli guarda la porta, preferisce andare da Lucera. Cross in mezzo a cercare Giorgio Stassi delle Casteltermini. Allora Olsen, spalle alla porta, prova a servire dall'altra parte Agnello. Fischia il direttore di gara, va Polito direttamente in porta, De Miele ci mette una pensa, poi la conclusione al volo di Giuseppe Noto, altra grandissima provvidenziale parata. Veca, poi Seiter, ancora Veca, il cross in mezzo, Colli prova a staccare di testa, c'era riuscito Luigi Licata. Veca recupera palla, entra in area di rigore, ancora Simone Veca, perde l'attimo, l'arbitro fischia un calcio di rigore. È tutto pronto, parte Giorgio Stassi con il destro centrale, potente, perfetto, 3-0 Gemini. Fa esultare Stassi davanti ai suoi tifosi. Re Giorgio Stassi. Di nuovo il pallone su Lio, ancora Ovosu che scambia con Stassi, ancora Lio che può andare alla conclusione, Stassi in area di rigore, ancora Stassi, la deviazione e poi Licata, la grandissima parata di Avignone. Riceve palla, ora Muratore, scambia con Licata, il cross in mezzo, Stassi ci prova ad andare in anticipo con questo colpo di testa. C'è il recupero palla delle Casteltermini con Noto, riesce a servire Giuliano che guarda la porta, Giuliano rientra, ancora Giuliano, pallone che esce sul fondo. Polito, il cross basso, pallone che passa, e qui l'arbitro che fischia 3 volte, game over al Ferdinando Lombardo di Casteltermini. I Gemini conquistano un'importantissima vittoria.
Rieccoci nuovamente in diretta dallo stadio comunale Antonio Licauli di Piana degli Albanesi per il secondo tempo tra San Giorgio Piana e Accademia Trapani. Vedete in sovraimpressione il risultato 1-0 per il San Giorgio, momentaneamente decisivo Sanna Sardo con il gol all'11° minuto del primo tempo. Squadre che rientrano in campo e ci sarà subito un cambio per la compagine allenata da mister Pietro Tarantino con, vedete, Buongiorno col numero 19 pronto ad entrare in campo. A lasciare il campo come prevedibile è Agnello, ammonito, e dunque mister Tarantino non prende rischi facendo uscire il numero 11 dentro il 19. Tutto pronto ovviamente per l'inizio della ripresa. Si attende soltanto il fischio del direttore di gara Butera della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto per riprendere il gioco con, come detto, le squadre che ritornano in campo senza grosse modifiche. L'unica appunto è quella dell'Accademia che tira fuori Agnello per Buongiorno. Si riprende con i secondi 45 di gioco con il San Giorgio in possesso del pallone. Puleo che la fa scappare via in rimessa dal fondo per Irusta. Proprio Irusta sul pallone. Giro palla con Buongiorno che spinge Barbara e calcio di punizione subito per il San Giorgio. Sulla palla Yamme, batte a cercare Moulet, il numero 3, alza la testa, cerca il movimento di Passero, la palla presa da Gambicchia, poi si torna da Catalano. Barbara non riesce ad ottenere la rimessa laterale con Catalano che si assicura la ripresa di gioco. Puleo sul pallone. Rimessa in gioco, Diakate riesce a intervenire, Lamin scivola Martinez, anzi Sanna Sardo scusate, che poi interviene con la mano. Calcio di punizione, chiede Capitan Cammareri la sanzione per Sanna Sardo. Non è di questo avviso Butera, che lascia in questo caso correre sul tocco di mano. Lupo indica il movimento ai suoi, c'è Capitan Gambicchia vicino, Capitan Cammarelli scusate vicino, si va dall'altro lato da Puleo. Catalano la giocata a cercare di sorpassare Yamme, pallone che si spegne in rimessa in favore dell'Accademia. Lamin, pallone messo in avanti, Yamme e Sise si capiscono, lasciano il pallone spegnersi sul fondo. Sise che guarda il posizionamento dei suoi, c'è largo a destra Yamme. Butera chiede al portiere del San Giorgio di riprendere il gioco e allora calcia in avanti il numero 1 a cercare Amaya, che prova in qualche modo a intervenire con Gambicchia che lo infastidisce. Il pallone che va da Barbara, proprio il 7 si prende la rimessa laterale
il pallone che resta lì. Martinez prova in qualche modo a prendere posizione. Passero, palla per Amaya che calcia! E c'è il raddoppio. San Giorgio Piana 2, Accademia 0. Ci pensa il solito Amaya che fa 2-0. Qui riesce a sfruttare in maniera ottima lo stop di Passero, e difesa dell'Accademia Trapani non è messa in maniera ottimale e il numero 9 la punisce ed è 2-0 al Licaoli. Peggiore inizio di secondo tempo non poteva avere l'Accademia Trapani, che dopo aver subito gol al 10° minuto del primo tempo subisce subito il gol al 4° del secondo con Amaya glaciale, come lo era stato settimana scorsa, seppur dal dischetto. E allora Accademia che deve assolutamente ricostruire la propria partita per cercare di rientrare in qualche modo nei giochi. Ficarrotta ostacolato da Mulè, poi Passero, ottima giocata, riesce anche ad ottenere il fallo a sandwich su 3 tra Oddo, Buongiorno e Ficarrotta. Calcio di punizione per il San Giorgio, con Diacate che lascia la battuta a Capitano Gaio, che va subito in avanti a cercare Barbara. Pallone troppo lungo per il numero 7. Rimessa per l'Accademia, con Gambicchia che caccia in avanti a cercare Idrissù che stoppa di petto, poi Diacate non riesce a contenerlo e allora può correre Puleo, che riesce ad ottenere la rimessa, deve però indietreggiare. Lupo, ancora Lupo, prova in qualche modo a prendere posizione sul Passero e allora Lamin si va da Cammareri, la giocata a cercare Oddo. Ficarrotta vicino, Ficarrotta col sinistro cerca l'inserimento di Capitan Cammareri ed è rimessa dal fondo per il San Giorgio. Lamin sul pallone che viene ancora una volta invitato dal direttore di gara ad accelerare la ripresa. Fischia e dunque da qui Sisè è obbligato ad accelerare la rimessa. Amaya non riesce ad intervenire perché arriva prima Caciccia. Va giù Martinez, non c'è nulla sul contatto con Lupo, rimessa laterale per l'Accademia con Cammareri che si occupa della ripresa del gioco. Ficarrotta cerca la sventagliata tra Catalano e Buongiorno, che riesce in qualche modo a dare il pallone a Puleo, palla che scappa via. Il 3 non riesce a intervenire, riesce a difendere la rimessa Iamme. Qua Passero non interviene, il pallone che torna in difesa tra Gaio e l'estremo difensore. Gambicchia prova a saltare, Martinez prova a prendere posizione, allora Amaya fa correre Martinez, calcia il pallone che termina sul fondo. Occasione d'oro per Martinez, per il tris del San Giorgio Piana. Si salva l'Accademia, bravissimo in questo caso il reparto offensivo del San Giorgio, che riesce a far correre Martinez, che non riesce però a metterla dentro. L'attenzione a Passero che prova a rincorrere il pallone, poi sventola la bandiera bianca e lascia la palla spegnersi sul fondo, con Irusta che batte subito corto per Lupo, che può salire palla al piede. Lupo dà indicazione a Oddo, Puleo, anzi scusate, Cammareri con Lamin. Ficarrotta
bravissimo qua Sannasardo che va da Martinez, si ritorna ancora da Sannasardo, il pallone rimbalza e scappa via. Lo abbiamo detto, il campo può dare due risultati in queste condizioni: o far scappare via il pallone o frenarlo sulle pozzanghere. Pallone per Ficarrotta, Cammareri calcia in avanti a cercare il movimento di Idrissou, prende posizione Gaio, aiutato anche da Yamme e Moulet, col pallone che va da Cissé. Calcia Cissé a cercare Sannasardo che la stoppa, la palla a cercare Amaya, non riesce a intervenire il numero 9, poi palla che torna in zona difesa del San Giorgio con Yamme che va da Amaya, bravissimo qua il numero 9 a stopparla, si va da Passero che può correre, si accentra Passero, vede il movimento di Sannasardo, si inserisce Martinez, ancora Sannasardo, palla verso Amaya che non riesce a intervenire, poi qua Amaya ancora, Passero, Barbara, si va da Amaya, palla troppo lunga per il numero 9 e allora Accademia che può riprendere il possesso con la rimessa di Rusta che ci pensa un attimo, poteva andare da Lamin, poi cede a Vito Lupo, si gioca a cercare Catalano che la fa rimbalzare, si complica la vita e si porta la palla fuori il numero 7 che viene anche pizzicato da il pubblico del San Giorgio Piana. Yamme sul pallone, deve indietreggiare, 56 sul cronometro. Pallone a cercare Passero, Martinez prova a metterla giù, spinto da Puleo, poi va giù, calcio di punizione. Pochi dubbi per Butera che era lì a pochi passi. Puleo spinge Martinez, riesce ad evitare ovviamente il rigore, ma appena fuori spinge quel tanto che basta Martinez per farlo andare giù. E calcio di punizione per il San Giorgio, proprio vicino al vertice dell'area di rigore. Diakate sul pallone, Diakate guarda in centro, ci sono Amaya, Martinez, Passero, Yamme, anche Capitan Gaio. Diakate la mette al centro con Irusta che esce e la fa sua. Pallone che era a metà strada tra un cross e una conclusione in porta. Frena qua la palla su Catalan, attenzione, Buongiorno va giù, rischia di farsi male, parecchio male il 19. Si batte subito veloce, ma Butera richiama l'attenzione degli uomini dell'Accademia. Si può ripartire. Lupo, Lamin a cercare Capitan Cammareri. Giovi, una corsa in più, Giovi! Intanto vedete Daguanno pronto ad entrare. Ficarrotta, palla che resta lì, Cammareri allontana Caciccia, Gambicchia va da Puleo, Passero prova a contenerlo, pallone che arriva nella zona di Moulet che riesce a toccarle, allora può ripartire il San Giorgio con Sannasardo, apertura d'esterno per Passero che deve correre per tenerle in campo, viene aiutato in qualche modo anche dalla pozzanghera. Passero mette al centro per Martinez che la cicca, può ancora giocarla Sannasardo per Caciccia che calcia, apre troppo il destro, il numero 8 ed è rimessa dal fondo, si salva l'Accademia. E Irusta che potrà rimettere in gioco, ma ci sarà prima il cambio, lo vedete, Daguanno
pronto ad entrare, esce Catalano. 2 cambi per l'Accademia Trapani, che cambia a centrocampo. Prima Agnello e poi Catalano. Entra ora Daguanno, invece a inizio secondo tempo aveva preso il posto di Agnello Buongiorno, che avete visto poc'anzi cercare di intervenire sul pallone rischiando l'infortunio. Irusta va da Gambicchia, palla frenata, però arriva in qualche modo da Puleo. Passero prova a infastidirlo, si riesce ad arrivare da Lupo, che ha la possibilità di costruire azione offensiva per l'Accademia. Lamin da Cammareri. Oddo Bravo, riesce a Samu, buona, intervenire, Giovi, rimessa laterale, buona! Così non con, vogliamo un l'ottimo cazzo! intervento di Mulè. Cammareri sul pallone a cercare il movimento di Idrissou. Mulè prova a contenerlo, lo fa però facendo fallo. Allora calcio di punizione per l'Accademia, con Luca Ficarrotta che si presenta subito, dice questa è cosa mia, e col suo sinistro proverà a disegnare la traiettoria verso la porta di Sisè, con il solito mucchio di giocatori della squadra di mister Tarantino a caccia della deviazione che possa riaprire il match. Ficarrotta sulla palla, attende il fischio di Butera. Ficarrotta calcia a cercare Gambicchia, interviene in tranquillità Sisè, scocca l'ora di gioco. E San Giorgio che può costruire l'azione offensiva con Sisè, che prova a cercare Amaya. Oddo la fa rimbalzare, ancora Amaya. Oddo mette il piede, riesce a fermare l'azione offensiva del San Giorgio, però la posizione di partenza di Amaya era di offside e dunque calcio di punizione per l'Accademia, con Gambicchia che costruisce con Lupo. Ancora Gambicchia, torna da Lamin. Gambicchia, palla che è una via di mezzo tra un passaggio per Puleo e il movimento per Daguanno. Alla fine pallone che si spegne in rimessa laterale e c'è un cambio per il San Giorgio. Esce Caciccia Buona Giovi! e con il numero Bravo, 14 Giovi! entra Giannone. Buona Gio! Oh! Oh, vai! Bravo Giovi! Dai! Vai Henry, vai Henry! Non ballare niente! Yammè a cercare Passero, interviene invece Puleo di testa barbara ancora verso Passero. Puleo cerca in qualche modo di giocarla con Daguanno vicino, deviazione di Martinez e rimessa laterale per l'Accademia. Rimessa affidata a Puleo. Allora la palla, dai Vito! Vai a giocare Vito! Idrissou, Gaio riesce a intervenire, Oh, ma pallone che per vuoi, Martinez, oh! Amaya, Ma Diakate, guarda tu invece! pallone da Giannone, Sannassardo col destro, scappa la palla dai pugni di Rusta e c'è il 3-0. Ancora Sannassardo e questa volta Irusta non riesce a contenere il pallone. 3-0 e ringrazia Sannassardo. Ma perché mi ho offeso? Cala il tris il San Ma perché Giorgio ti ho Piana. offeso? Cioè, ma io parlo con i miei! Ma io parlo tutto con i miei, ma perché mi stai parlando a me? Ma qual è? Ma diglielo, io parlo con i miei! Doppietta Ma di sto Sannassardo. parlando-
No, ma di che non scusa io, ma sto parlando col mio 10. Ma sto parlando col mio 10, ma perché? Boh. Partita in salita per l'Accademia. 64 sul cronometro, intanto lascia il campo Amaya ed entra con il numero 13 Taibi. Fede! Fede! Vedete in campo il numero 13 con Amaya che gli lascia spazio. Idrissou sul pallone per riprendere il gioco. 3-0 per il San Giorgio Piana. Meglio di così non poteva mettersi la domenica per gli uomini di mister Boncore. Lupo Daguanno con Gambicchia. La palla si frena, allora Daguanno riesce a ritornare in possesso. Lupo Taibi da Barbara, la palla si ferma e poi è facile preda di Rusta che vuole rimettere velocemente il pallone in gioco. Qua riesce ad intervenire Giannone. Taibi prova la giocata, attenzione che c'è stato il fischio del direttore di gara per qualche discussione di troppo tra Barbara e Vito Lupo. Ammonito Vito Lupo per proteste. Lupo che cade nella provocazione di Barbara. Poi faccia a faccia con il direttore di gara che non ne ha voluto sapere, vuole tenere il match in pugno e ammonisce il numero 4, secondo ammonito in casa Accademia, ma unico in campo dato che Agnello è uscito. E allora Martinez, anzi scusate, Taibi, finta di corpo su Oddo, d'esterno a cercare Giannone, interviene Lamin. Sannasardo corre sulla palla per rimettere in gioco. C'è vicino Giannone che complica un attimo la vita a Sannasardo, poi Diakate prova di nuovo la giocata su Sannasardo che voleva l'angolo, era vicino il direttore di gara e concede la rimessa dal fondo. Si riprende dopo che Giannone ha allacciato la scarpa. Lamin da Cammareri a cercare Idrissou. Gaio morde le caviglie del numero 9 e pallone che si spegne sulle mani e tra le mani di Sisè. Yamme calcia in avanti a cercare Taibi che salta a vuoto. Gambicchia pressato da Martinez, si torna da Lupo con Passero che cerca di accelerare per dare fastidio alla costruzione di gioco dell'Accademia. Poi qua Buongiorno non riesce a mettere giù, Yamme non ci pensa su 2 volte ad allontanare Ficarrotta che riesce col movimento a trarre in inganno Giannone. Taibi da Passero, corre Barbara che prova ad accelerare, ancora Barbara, può metterla al centro, non riesce a trovare nessuno perché c'è stata la deviazione della difesa dell'Accademia. Dunque calcio d'angolo e occasione da corner dalla destra per il San Giorgio con la palla affidata a Passero. Trenino tra Gaio e Diakate, pallone che va proprio verso Gaio che non riesce a intervenire, allontana da Guan. Allora Buongiorno può fare ripartire l'azione offensiva dell'Accademia. Fallo di Moulet. Daguanno chiedeva un'altra sanzione per Moulet che non arriva. Riprende il gioco l'Accademia.
68 sul cronometro. Fica rotta da Puleo, scambia con Vito Lupo. C'è largo Cammareri, si passa prima da Lamin, poi Cammareri non riesce a tenerla in campo. Rimessa laterale per il San Giorgio. Con Moulet sul pallone a cercare Sannasardo, riesce a intervenire in qualche modo Cammareri, poi Gaio calcia lontano, pallone che rimbalza ed è facile preda di Rusta nonostante la presenza di Martinez. Puleo, Idrissou indietreggia per cercare di prendere il pallone. Vito Lupo, si torna sempre da Idrissou. Ficarrotta, ancora Ficarrotta, cerca il movimento di Buongiorno, bravissimo in questo caso Yamme a mettere alla testa, però continua l'azione offensiva dell'Accademia con Puleo che trova la deviazione di Passero, si rimane in zona d'attacco con il numero 3 che batte subito a cercare Gambicchia. Puleo, guarda il movimento di Lupo, riceve nuovamente Puleo, pallone a cercare Idrissou che però non c'è e allora può ripartire il San Giorgio che non ha fretta. Sannasardo, pallone a cercare Giannone, Lamin in due tempi con la testa, Cammareri mette giù, Lupo, si torna da Gambicchia, Passero lì vicino con Buongiorno che non riesce a tenere il pallone, poi attenzione qua Barbara che cade, rimessa laterale per il San Giorgio. Barbara da Passero che può metterla al centro, da Giannone che calcia al volo, pallone fuori ma occasione per il San Giorgio Piana e un altro cambio per l'Accademia. Esce Vito Lupo ed entra col numero 16 Demba. Rimessa dal fondo per l'Accademia, 3 cambi. Sfruttati dall'Accademia. Dentro Buongiorno da Gwen e Demba. 2 i cambi invece di mister Boncore con Giannone e Taibi entrati in campo. Qua bravo Giannone su Oddo, Diacate, palla per Passero, subisce il fallo di Oddo. Yamme decide di tornare indietro con più tranquillità da Sisè. Di testa da Guan, poi pallone nella zona di Martinez che era in posizione di offside, ora va a pressare Lamin, pallone per Moulet che non riesce a giocarla per il reparto offensivo del San Giorgio. Allora Accademia che può cercare di costruire, pallone che termina in zona Yamme che calcia via. Rimessa laterale. Puleo, si va da Lamin verso Ficarrotta, pallone troppo in là, non riesce a intervenire il numero 10, riprende intanto a piovere, una breve finestra di mezz'ora di pausa che ha dato il meteo appena degli albanesi. Moulet, pallone verso Sannasardo che in 2 tempi prova a tenere la giocata. Questa laterale ancora per Moulet che può andare a cercare Taibi. Oddo allontana e sarà ancora rimessa laterale per il San Giorgio.
ancora pallone per Moulet, che proverà ovviamente a giocarla in avanti per prendere metri. Ancora pallone a cercare Taibi. Demba va da Guanno. Buongiorno non può intervenire perché c'è Barbara. E allora Passero, spinto quel tanto che basta per perdere il tempo di gioco, Ficarrotta, si sovrappone Cammareri, ancora Ficarrotta, Moulet bravissimo, poi Taibi non riesce a intervenire, pallone che si spegne in rimessa laterale affidata alle mani di Lamin. Si gioca da Odd di petto, Giannone lì vicino a pressarlo. Lamin si complica un po' la vita, pallone toccato per ultimo proprio dal numero 14, rimessa dal fondo, subito battuta dall'Accademia. Gambicchia per Buongiorno che riesce a ottenere la rimessa laterale. Puleo, si torna da Daguanno. Passero non riesce a intervenire. Daguanno, si torna da Puleo. Allontana la difesa del Piana. Gaio di testa, si torna indietro. Da Sissè. Caccia a cercare Sannasardo, che però era andato più in là. Rimessa laterale per l'Accademia con Lamin che va da Gambicchia. C'è largo Puleo, decide però di ritornare nuovamente da Lamin, che affida il pallone ai piedi di Capitan e Cammareri. Oddo, Sannasardo con tocco, rimessa laterale per il San Giorgio. Il solito Moulet sulla palla a cercare Taibi. Demba, bellissima giocata del numero 13, poi Ficarrotta fa scivolare via il pallone, rimessa laterale. Moulet a cercare Taibi, c'è pure Martinez. Demba riesce a intervenire. Puleo ancora da Demba, si torna da Gambicchia, pallone che è una via di mezzo anche per Lamin, che la fa sua. Cammareri calcia avanti a cercare Idrissou, si scontra con Gaio, calcio di punizione. Restano giù entrambi, sia il numero 5 capitano del San Giorgio Piana che il numero 9 Idrissou. Lamin, scusate, Sissè a riprendere il gioco. Sannasardo si va intagliata a cercare Barbara, però riesce Puleo a farla sua. Poi Oddo interviene, pallone che però scappa via dopo il rimbalzo. È rimessa laterale per il San Giorgio. Sannasardo lascia Moulet. Moulet a cercare il colpo di testa di Giannone. Gambicchia, Martinez prova a pressare la linea difensiva dell'Accademia. Daguanno, Passero non lo fa andare via e poi Barbara mette il piede per spegnere l'azione offensiva dell'Accademia, per dare la possibilità al San Giorgio di rifiatare. Ancora Barbara, bravissimo qua a intervenire, poi Passero non riesce a tenerla, pallone che va nelle zone di Sissè, che la tiene e ovviamente gioca col cronometro e la dà subito a Gaio. Capitano che va da Moulet. Sannasardo non riesce a intervenire, stavo per dire, se il pallone fosse rimbalzato poteva andare via dal controllo di Moulet, che però è stato bravo ad arpionarla. Poi il pallone è scappato via da Sannasardo. Cammareri, Demba va giù,
fallo di Martinez, calcio di punizione. Ficarrotta batte subito a cercare Cammareri, c'è Idrissou vicino, riesce a mettere il piede, Martinez, Demba lo pressa senza fallo, Idrissou, pallone a cercare il movimento di Ficarrotta, però il numero 10 si era fermato prima a difendere, l'ha rimessa al fondo per il San Giorgio. C'è l'altro numero 10, nonché uomo decisivo per il San Giorgio, Sanna Sardo, autore di una doppietta. Fischia Butera, riprende il gioco, Giannone di testa, Oddo riesce a intervenire, Ficarrotta prova a correre verso il pallone, Boulé difende come può il pallone e c'è rimessa al fondo, nonostante Ficarrotta sia di parere diverso. Sempre pallone affidato ai piedi di Sisè, che andrà a lungo a cercare Taibi, Yamme, Sanna Sardo con la spalla, poi piede alto, gioco pericoloso, calcio di punizione a 2 fischiato dal direttore di gara. Rischia qui la giocata che poteva essere pericolosa per l'incolumità dei giocatori dell'Accademia, nonostante ci fosse abbastanza distanza. Buongiorno, va giù, attenzione Puleo che può incunearsi a sinistra, comincia a convergere verso il centro Puleo, pallone messo per Idrissou che perde il tempo di gioco, Diakate allontana, e pallone che però resta lì da Guanno, Passero spallata regolare, Buongiorno, pallone ancora da Puleo, c'è vicino da Guanno, si va da Demba, Demba ha lo spazio per calciare! E pallone che termina sul fondo con Sisè che difende bene i pali, però brivido per il San Giorgio con questa conclusione di Demba, ma soprattutto per l'azione, per come era partita l'azione con Idrissou che aveva preso posizione al centro dell'area di rigore, poi non è riuscito a mantenere il possesso del pallone. Calcia Sisè a cercare Passero, riesce a intervenire da Guanno, poi il solito Demba che è entrato benissimo in campo, Gambicchia, Martinez lo pressa e ottiene anche la rimessa laterale, l'Accademia Trapani. Lamin, Cammareri chiama il suo compagno e riceve il pallone, Giannone prova a pressarlo, ancora per Daguanno, Ficarrotta con Sanna Sardo, bravissimo qua il numero 10 che continua a correre, scambia con Taibi, ancora Sanna Sardo, va al centro Martinez, pallone messo lì, interviene Lamin e poi può cercare di uscire l'Accademia con Daguanno, Idrissou, bravo in questo caso, va giù, calcio di punizione. Gaio richiama il proprio compagno di squadra, non c'era bisogno di questo fallo per arginare l'azione offensiva dell'Accademia. Punizione affidata ai piedi del numero 16 Biedemba. Lamin si va da Gambicchia, cercare il movimento di Idrissou che accenna l'accelerata per poi capire che non sarebbe arrivato sul pallone. Giannone per Sanna Sardo, sfida Demba, pallone a metà strada tra Passero e Barbara e allora ne approfitta Puleo che apre subito per Ficarrotta, c'è il fuorigioco, era liberissimo il numero 10, ottima apertura del proprio compagno di squadra, ma posizione di fuorigioco dell'ex Palermo. Sisè sulla palla, 7 più recupero alla fine. Sisè calcia in avanti a cercare Taibi che prova a saltare, Passero, interviene Demba, Idrissou, Gaio di testa e poi Giannone che calcia via in rimessa laterale.
Rimessa laterale affidata a Capitan Cammareri. Si può tornare indietro da Lamin, decide ovviamente di giocarla a Daguanno. Fabio! Pallone da Cammareri a cercare Idrissou, interviene Diakate, Demba di testa, la mette ora giù Daguanno. Cammareri, la giocata a cercare Ficarrotta che con l'esterno prova a imbeccare Oddo. Rimessa laterale ancora per l'Accademia Trapani con Ficarrotta che la lascia a Capitan Cammareri. Daguanno salta Giannone, poi Diakate con deviazione, rimessa laterale ancora per l'Accademia Trapani. Ficarrotta la mette giù nel confronto con Giannone, poi Passero si complica la vita in mezzo a due. Pallone che torna in possesso dell'Accademia con Martinez che dà fastidio a Gambicchia e riesce nel suo obiettivo, ovvero far entrare in confusione il numero 6 ottenendo la rimessa laterale. Gioco che riprenderà dalle mani di Yamme che torna indietro da Sissé. Idrissou prova a pressare, poi pallone in avanti a cercare Barbara che in fuorigioco accenna l'assistente di Butera ad alzare la bandierina, poi ci ripensa. Cammareri pressato da Giannone, Lamin da Irusta, pallone rimbalza, si complica la vita l'Accademia e calcio d'angolo. C'è qualche discussione sulla rimessa in gioco. Ah, basta, dai Fabio, sì, basta Fabio! Calcio d'angolo, Passero sul pallone, meno uomini ovviamente in area di rigore per il San Giorgio. Passero a cercare Diakate, interviene Lamin, poi Daguanno la cicca, Sanna Sardo, si torna da Barbara che calcia senza fronzoli a cercare Passero, poi Cammareri, Oddo riesce a tenere il pallone Martinez ottenendo anche il calcio di punizione per il fallo di Oddo. 86 sul cronometro, ultimi minuti di questo match dominato nel risultato dal San Giorgio Piana che non ha avuto modo di impensierirsi per le azioni offensive dell'Accademia Trapani. Fabio! Non è riuscita a costruire azioni pericolose, merito ovviamente della difesa del San Giorgio che ha isolato Idrissou. Calcio di punizione affidato a Giannone, ricomincia a piovere copiosamente qui appena degli albanesi. Il match che si conclude in pratica per come è iniziato, sotto la pioggia. Giannone sul pallone, sembra intenzionato il 14 a calciare verso la porta di Irusta. Aveva fischiato il direttore di gara con Irusta che però stava ancora componendo, anzi posizionando la barriera composta da Idrissou, Demba e Ficarrotta. Gaglio deve tenere il pallone a Giannone perché il vento la fa scappare via. Allora Giannone può calciare, deviazione e pallone che termina fuori dando l'illusione del gol. Occasione d'oro per Giannone che sfiora il gol del 4-0. Vai. Deviazione che aveva tratto in inganno Irusta che soffia sul pallone. Calcio d'angolo, Passero, ultimi minuti. Numero 4 sul pallone, batte il corner al centro a cercare nuovamente Giannone. Colpo di testa che termina alto e rimessa dal fondo per l'Accademia. 2 occasioni di fila per Giannone per inserire il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Può ripartire l'Accademia
Cammareri con Ficarrotta, Giannone prova a pressarlo, pallone a cercare Gambicchia, poi deve tornare indietro Puleo per evitare la rimessa laterale che invece concede Barbara. Rimessa in gioco con Daguanno, spinta di Diakate, Demba scambia con Gambicchia, pallone calciato in avanti, Barbara di testa, Demba, Diakate non riesce a intervenire, ancora Diakate che cicca il pallone su intervento di Daguanno, Idrissou, Demba scambia a cercare Ficarrot, non riesce nell'azione offensiva, poi Sannasardo cerca di trovare Martinez al centro, pallone per Irusta. Vai Dariuccio, vai Dario, va bene, vai! Messa laterale per il San Giorgio, con Sannasardo che può riprendere con rimessa, che però viene affidata a Mulè, ma resta a terra Diakate. Lo vedete a centrocampo il numero 6, vedremo se dalla panchina mister Boncore pescherà qualcuno per cambiare proprio il numero 6, vedremo. Ed è proprio il numero 6 a lasciare il campo. Entra al suo posto con il numero 18 Bonasia. Rimessa laterale per il San Giorgio. Due minuti di recupero a partire da ora, con il San Giorgio che riprende il gioco con Mulè che si affida a Sisè. Si va lungo da Barbara, Daguanno di testa, palla per Buongiorno, si va da Idrissou che sfida Gaio, Idrissou va giù, non c'è nulla, pallone messo in rimessa laterale, però il numero 9 resta a terra. Occasione per l'Accademia, ultimi minuti in zona offensiva per la compagine di mister Tarantino. Buongiorno scambia con Puleo, finta di corpo proprio su Bonasia, pallone a cercare nuovamente Daguanno, Passero, va da Martinez che difende la posizione, poi si va da Sannasardo che ha tanto campo esterno a cercare Giannone, Cammareri non ci casca e fa su il pallone, però qua sbaglia con Sannasardo che ha l'occasione di scambiare con Martinez, Giannone a cercare nuovamente Sannasardo, pallone troppo lungo per il 10 e rimessa dal fondo. 91 sul cronometro, è iniziato l'ultimo minuto di recupero con il San Giorgio che si assicura questo successo importantissimo. E qua Taibi per poco non trova la deviazione fortunosa sul tocco di Lamin, pallone in rimessa dal fondo, Irusta, Gambicchia, pallone ancora da Irusta, calciata con Giannone che interviene di testa, Demba, ancora Giannone, bravissimo a chiederci fino all'ultimo secondo, poi cerca la deviazione di Oddo, la trova, poi Demba riesce a tenerla in campo, pallone ancora per Oddo, Cammareri, Idrissou, da Ficarrotta, non riesce a tenerla in campo, rimessa laterale, ma non c'è più tempo, finisce la partita, San Giorgio Piana che vince 3-0 contro l'Accademia Trapani, decisivi Sannasardo con una doppietta e Amaia, vittoria importantissima per la compagine di mister Boncore che ora sarà impegnata la prossima settimana in trasferta contro l'Unitas Sciacca, sfida più complicata per l'Accademia Trapani che al Sorrentino ospiterà il Licata capolista. Da parte di Luca Bucciari, dallo stadio comunale Antonio Licauli, amici di Sportisili